sempre alle mie spalle, lo potete degustare. Meraviglia. Prego. A voi di nuovo buon appetito. Verona è difficile da abbinare al pesce, però Verona Mercato è un'eccellenza anche nel settore ittico. Cogliendo l'occasione di Full Hub, questa attività di promozione fatta in collaborazione col Ministero, presentiamo anche Verona come città che si occupa di pesce. Quindi l'accordo con Chioggia, il Verona Mercato che tratta il pesce e ha operatori importanti nel settore ittico, e quindi sensibilizzare i cittadini ma anche i turisti a gustare il pesce, concedetemi, di filiera corta o di allevamento o di sostenibilità, perché ci vuole equilibrio nelle cose. Si può mangiare il pesce pescato, si può mangiare il pesce allevato, si può mangiare il pesce di filiera corta. L'attenzione che deve fare il consumatore a ciò che mangia serve a condizionare il mercato, a condizionare la produzione. Quindi l'obiettivo di questa giornata è proprio di sensibilizzare a questo tema e di iniziare un dialogo costruttivo per costruire un futuro migliore. Sì, la sostenibilità può essere vista anche come risparmio, anche se anche qua si apre un grandissimo tema. Risparmio cosa vuol dire? Secondo me è proprio il giusto mix tra il costo e la qualità che fa il risparmio. Quindi sensibilizzare il consumatore, fare attenzione a questi momenti difficili e approfittare anche di questa voglia di confrontarsi e di parlare che ci arriva dopo 2 anni di pandemia che ci ha costretto in casa e ci ha costretti al non dialogo. Quindi vari messaggi con questa giornata, una giornata importante, una location importante, una città che può trainare e può sensibilizzare. Innanzitutto un'iniziativa come questa, che rientra in un progetto nazionale finanziato dalla Comunità Europea, quindi Food Hub, Italmercati, Ministero delle Risorse Agricole e Borsa Merci Telematica, è un'iniziativa che non è mai finora stata fatta a Verona, ma è un percorso che coinvolge 7 mercati a livello nazionale dei 20 della rete. Perché 7? Perché in questi 7 c'è un comparto ittico o un mercato ittico. Quindi far conoscere al consumatore il concetto di sostenibilità, la qualità dei prodotti, il modo di cucinarli, è sempre una bella cosa. Tra l'altro nelle televisioni vediamo spesso programmi di cucina ed altro, ma riuscire a coniugare la cucina con il mercato all'ingrosso e con la produzione, la produzione poi dare i concetti di sostenibilità economica, sociale e anche ambientale, è un messaggio che noi al consumatore diamo molto volentieri. Tra l'altro un consumatore che Verona, non so in quanti conoscano la realtà di Verona Mercato, sappiano che all'interno di Verona Mercato c'è un comparto ittico, quindi io direi che sono iniziative queste che fanno bene perché avvicinano un settore importante dell'economia che è la distribuzione dei prodotti freschi al pubblico, al consumatore privato. Borsa Merci Telematica Italiana è la società pubblica delle Camere di Commercio istituita dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali per lo sviluppo dei mercati agricoli e agroalimentari e per la diffusione dell'informazione economica. In questo periodo, come prima lei diceva, giustamente stiamo andando incontro ad un periodo molto complesso. L'inflazione si aggira intorno al 9%, soprattutto trainata dai prodotti agroalimentari, e questo comunque ci porta ad un dovere di sostenibilità dei prodotti ma anche di economicità. I prodotti sostenibili sono anche prodotti che in determinati periodi dell'anno, sfruttando la stagionalità, ci permettono anche di risparmiare la nostra spesa. Molto spesso, ad esempio prodotti tipo per quanto riguarda il pesce azzurro, non sappiamo che in determinati periodi dell'anno questi prodotti li possiamo acquistare a dei prezzi veramente super competitivi, e questo ci potrebbe prima di tutto da un lato aiutare perché andiamo a mangiare un prodotto sano che ci viene comunque dalle nostre tavole, dalle nostre, diciamo così, senza costi di trasporto, e dall'altra parte facciamo non solo del bene al nostro organismo perché è un prodotto comunque di qualità, ma anche un prodotto che è economico e conveniente per le nostre tasche.